Buongiorno amici di Archeosarrabus, oggi sono a Castiadas e voglio portarvi a vedere questo nuraghe che parrebbe molto antico. È una struttura particolare composta da 3 semitorri e si trova sopra quella collina. Siamo a Otigedus, siamo al confine tra Castiadas e Costarrei. Pochi minuti e sarò su. Andiamo. Il nuraghe Otigedus si trova su una dolce collina a non tantissimi metri sopra il livello del mare. Credo massimo dovrò fare una cinquantina di metri di dislivello. Quindi la passeggiata sarebbe ottimale se non fosse per il fatto che la vegetazione, come in quasi tutti i siti del Sarrabus, regna sovrana in questa zona, quindi sarà tosta solo da quel punto di vista. Dal punto di vista fisico, per questo dislivello sarebbe facile, ma come al solito non lo sarà. Primo tentativo sfumato, sono stato bloccato da questa vegetazione di cisto che è quasi impenetrabile a un certo punto, pendenza e cisto. Stop, ritorno giù e provo a risalire dalla parte opposta. Dopo aver affrontato l'euforbia e le spine, questa parete rocciosa, sono arrivato nella zona del nuraghe, che è un villaggio espanso, e poi queste 3 torri costruite al di sopra di questa cresta granitica piena di tafoni, piena di buchi, ma andiamo a vedere e toccare con mano. Credo di essere arrivato a un punto in cui iniziano dei muri. Bello. Sì, guardate, sono all'interno di quello che sembra la parte del villaggio. Questo grande pietrone che chiudeva una parte dell'abitazione, chi lo sa. Sono arrivato di fronte a questa parete rocciosa che adesso scalerò. Oltre troverò quello che resta del nuraghe, che comunque è abbastanza intatto secondo me rispetto alla forma originaria. Guardate un po', c'è una parte anche della torre che dà al lato est, e guardate un po' qua. Mi sembra di vedere qualcosa che non ho mai visto, cioè quello che sembra all'ingresso. Scusate un po', forse no, mi sto sbagliando, è difficile passare qua in mezzo. Comunque abbiamo una parte della torre con tanti filari, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filari, tutto misto a pietre naturali, però guardate la dimensione di queste pietre. Qua mi sembra di aver visto l'ingresso, non è che è possibile, a me sembra che entri all'interno. E come ci faccio? Come ci passo? Vediamo un po'. Allora, con mala destrezza sono riuscito a penetrare fino in fondo per vedere quella che in realtà è la rovina della parte della torre. C'è stato un crollo qui e ho perso una pietra. Sono sboccato al di fuori della vegetazione. Adesso stiamo guardando quella che è la parte più evidente delle torri, cioè questo muro molto spesso, non grandissimo, vedete, riusciva a chiudere questa cresta di roccia con una molto in fondo, ma sarà lunga almeno 7 metri, e questa è la prima struttura evidente del lato nord-ovest in pratica. Entro all'interno della torre passando da sopra ed ecco qui. Guardate quanto era spesso il paramento murario. Da qui all'altra parte diciamo che siamo oltre 1,70 m, più o meno è questa. Questo era l'interno della torre, se si può chiamare torre, comunque un rinforzo delle pareti rocciose. Questo è il paramento murario interno, guardate qui. Questo invece era il paramento murario esterno. Sono all'interno sempre della stessa torre, che credo chiuda con quelle grosse pietre laggiù e con queste,
E guardate qua, iniziano quello che mi fa innamorare di questo sito, tutte queste pietre scavate con tante coppelle, guardate un po'. Questa allora la chiusura della torre, di una delle torri. Sono stato acchiappato dalla vegetazione, e questa è una di quelle cose che mi piacciono tantissimo. Allora, sono al di sopra di un pietrone molto grande che faceva praticamente la chiusura, vedete, alla torre 1, e sopra è tutta coppellata, guardate qua com'è, è tondeggiante, sono dei piccoli fori sulla roccia tondeggianti, spero si riescano a notare grazie alle riprese. E sotto c'è pure un riparo sotto roccia, al di sotto di questa grande pietra di granito, ma si nota subito verso nord la seconda di queste fortificazioni qua, che partiva da questa pietra particolare. Quindi le coppelle sopra, ma sotto guardate cosa abbiamo. Una tafonatura di questa pietra a forma di orecchia, e poi guardate qua, un foro perfetto, poi tutto scavato così di lato, probabilmente qualcosa di naturale, però guardate la bellezza di questo foro dove è pieno d'acqua. Io l'ho denominato il foro supremo. Guardate, mamma mia, entra a malapena il pugno. Poi guardate tutti i forellini. Passando qua oltre questa pietra abbiamo quella che è l'altra parte della torre, sempre grossi conci, diversi filari per la costruzione di questo muraglione molto lungo, sempre più di 10 metri mi pare qua, che chiudeva questo ripiano, e qua sotto un riparo chiuso da diverse pietre, sia qua all'ingresso sia dalla parte opposta. Chissà se questi ripari avessero una funzione anche nel periodo in cui è stato costruito il nuraghe. Magari precedentemente, nel periodo neolitico, si era creato prima questa situazione qua con questi tafoni, questi grossi massi con ripari sotto roccia, e poi forse si sarà creato il muraglione intorno. Queste logicamente sono ipotesi di fantasia. Cosa si vede qua? Quindi lato nord-ovest del muro abbiamo un forte muro da questo lato, e poi tutte queste rocce su cui è costruita la struttura. Guardate quanto è grande la roccia su cui è stata costruita. Vedete tutti questi fori qua, è il muro che si chiude proprio vicino a questi fori, e qua si riempie di acqua, vedete, come una sorta di bacinelle. Sono arrivato nel punto più alto di questa collina e vedete di fronte a me il nuraghe Shushul, appunto la cima più alta da questa parte, poi l'altro invece è Montenay, e quella più bassa invece è Modizi, e Costarei da questa parte. Ricapitolando, qua verso Modizi, quindi verso nord, noi abbiamo due semicerchi che si intersecano l'uno subito dopo l'altro, con in mezzo quella piccola concavità e il riparo sotto roccia con il foro supremo. Dopodiché invece, guardando verso sud-est, abbiamo quello che sembra la torre di maggior possenza, più alta, che occlude tutta la parte verso il mare della collina. Davanti a me
e c'è lo strapiombo di granito, quindi mi fermo qui. Seguiteci su tutti i social, mettete mi piace e condividete. E quindi da Archeo Sarrabos è tutto, al prossimo documentario.